aspetteranno 9 giorni molto intensi, tantissimi ospiti internazionali, questa noi la definiamo l'edizione più internazionale di sempre, un programma vastissimo di 160 film, di cui 80 in anteprima nazionale, varie anteprime mondiali e soprattutto un fuoriconcorso mai così grande, con ben 50 film divisi tra retrospettive, fireworks e i focus. In questo abbiamo cercato di coinvolgere il meglio del cinema indipendente e giovane del mondo oggi. Film di apertura, Tracce di Pietro Daviddi, una produzione del Macro Museo d'Arte Contemporanea di Roma e di Ring Film, diretto da Pietro Daviddi su l'opera del compianto Loris Wiener. È un film che parla di arte relazionale, quello che noi da 18 anni cerchiamo di fare qui a Lago, e che parla del significato anche che l'arte ha nell'incontro con le persone. Un film molto intenso, ma non ci fermiamo alle 21:30, avremo come dicevo un focus curato da il regista georgiano più importante degli ultimi 30 anni, Alexandre Koberidze, in Riva del Lago, e in conclusione al Lido, che è lo schermo dedicato ai più piccoli. Kids è una selezione di UNICEF Teens, e concludiamo con il Fireworks, ovvero le nostre retrospettive dedicata a Payal Kapadia, una regista indiana fenomenale. 18ª edizione di Lago Film Fest. Quest'anno il Festival di Cinema Indipendente compie la maggiore età e questo è un motivo per venire a trovarci. Partiamo questa sera, venerdì 22, per 9 giornate all'insegna dell'arte, della cultura e del divertimento. Quest'anno abbiamo, come tutti gli anni, abbiamo 3 sale di rappresentazione. Abbiamo la solita sala immersiva ai piedi della sponda del lago di San Giorgio, molte le attività, tra cui anche diverse inedite come ogni singola edizione. Ricordo sempre gli workshop dedicati ai bambini, abbiamo delle masterclass, abbiamo delle serate musicali, ma soprattutto abbiamo oltre 2500 film divisi in 8 sezioni, dei quali 49 anteprime italiane selezionate tra tutti questi film. Abbiamo 3 anteprime internazionali e addirittura 2 anteprime mondiali. Evento che dà sicuramente lustro al nostro territorio, e una cosa che tengo a precisare quest'anno è che in accordo con Lago Film Fest, quindi Fondazione Francesco Fabbri, Proloco di Revine Lago e Piattaforma Lago, un accordo stabilito con noi amministratori del comune di Revine Lago, quest'anno abbiamo deciso per la gratuità del biglietto d'ingresso per tutti i residenti del comune di Revine Lago. Novità inedita che abbiamo deciso di intraprendere e sicuramente verrà apprezzata. Ricordo che il biglietto per i bambini in realtà è già gratuito. Vi invito a venire tutti a trovarci e ovviamente faccio i miei migliori auguri a tutto lo staff del Lago Film Fest, quindi in primis a Viviana Carlet, che è da 18 anni che si spende per questo territorio e è riuscita a creare un festival di cinema internazionale indipendente qui a Revine Lago, su una location che parla da sola, non ha bisogno di descrizioni. Un altro ringraziamento lo voglio fare a Carlo Migotto e alla direzione artistica che è al timone del festival già dallo scorso anno, ovvero Morena, Mirta e Alessandro, e faccio un in bocca in lupo anche a loro. Non per ultimi, ma ci tengo anche a ringraziare tutti i volontari che ininterrottamente lavorano per la realizzazione di questo evento, perché Lago Film Fest finisce l'ultima settimana di luglio, ma già da dopo Ferragosto iniziano i preparativi per la futura edizione. Quindi venite a trovarci. Il tempo quest'anno, faccio gli scongiuri, ci assisterà e vi aspettiamo qui a Lago di Revine Lago con la 18ª edizione del festival.